Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Remandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Oggi parliamo di Sauvignon Blanc con Matteo Bellotto, Francesco Scaletaris e Francesco Degano del Consorzio di Colli Orientali di Friuli e Remandolo, e sono super contento di essere qui. Matteo, cosa possiamo dire di Sauvignon? Non è un vitigno autoctono. Non lo è nominalmente, ma il Sauvignon chiaramente appartiene a questa terra da tantissimo tempo. Dopo la crisi dell'oidio del 1850, tante sono le varietà cosiddette internazionali che sicuramente arrivano dalla Francia, che si sono trovate in questa terra a poter portare avanti la loro storia. Sappiamo poi che il Sauvignon si è talmente adattato che, mantenendo il suo accento francese, ha iniziato a parlare friulano, un po' come gli emigranti friulani sono andati in Francia e hanno imparato a parlare francese mantenendo il loro accento friulano. Esatto. Io ho sempre fatto la domanda delle persone quando si parla di autoctono, non autoctono, ho detto, ma quanti secoli devi avere per essere autoctono? 1? 2? 5? Che cos'è il discorso? Allora, secondo me è un discorso di il modo che un vitigno esprime in un territorio. E secondo me Friuli, Colli Orientali è uno delle 3 posti più importanti nel mondo per l'espressione di Sauvignon Blanc. Noi siamo in una terra di confine. Siamo una terra che è stata sempre compenetrata da altre identità e da identità che si sono mischiate. A me piace pensare che siamo proprio bastardi nel senso più bello della parola, perché ogni cosa che è passata in questa terra ha lasciato qualcosa nella nostra anima e ha sedimentato. I vini riescono a raccontare questo passaggio identitario, mantenendo quello che è la loro precisa collocazione e la loro precisa idea di quello che viene fuori, ma permettendo poi alla terra di esprimersi attraverso di loro. Il Sauvignon è croce e delizia, si potrebbe dire, poi lo scopriremo anche in vigna. E soprattutto è un vitigno che non a tutti piace per via della sua, come si può dire, esplosività aromatica, della sua capacità di essere molto profumato e molto bello da bere in questo senso, e che comunque rende un po' più divisiva la maniera un po' di raccontarlo. Tutto questo però nasce da un punto preciso, perché come abbiamo detto più volte il vino nasce dalla vigna, per cui dovremmo andare in vigna, no? A vedere cosa succede, e vediamo cosa ci racconta Francesco Degano del Sauvignon in vigna. Allora, intanto faccio un preambolo dicendo che secondo me un autoctono diventa autoctono nel momento in cui riesce ad esprimere quello che è il territorio. Ci sono comunque delle pubblicazioni che dicono che un vitigno deve essere coltivato da almeno 20 anni, quindi Wayne da poco è diventato un autoctono friulano e È questo vero. ci fa piacere. Grazie. Un applauso a Wayne, congratulazioni. Grazie, Finalmente. Comunque, a parte gli scherzi, il Sauvignon è forse la varietà su cui noi agronomi e il staff tecnico del consorzio ha lavorato di più dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto parecchie prove, tante pubblicazioni. Per quale motivo? Perché parlare di Sauvignon, anche se in bibliografia troviamo effettivamente molti odiati, è uno dei vitigni più importanti al mondo, però quello che poi è successo nel momento in cui si è adattato il territorio friulano e in questo caso dei Colli Orientali è veramente stupefacente, per 2 motivi. Il primo è perché comunque viene coltivato spesso utilizzando un clone, che è il clone R3, che è un clone tipicamente friulano, che dà delle caratteristiche soprattutto sulla freschezza e sugli aromi pirazzinici, cioè non voglio usare dei paroloni, però
degli aromi che marcano sostanzialmente il territorio friulano e, ripeto, molto dei Colli Orientali. E poi perché comunque l'uva stessa che viene prodotta nei diversi territori e nelle diverse situazioni di vigna dà delle caratteristiche molto importanti e tipiche, ripeto, del nostro territorio. La cosa che siamo riusciti a capire nell'arco degli anni è che il Sauvignon va coltivato all'interno della stessa azienda in situazioni di vigna diverse. Questo fa sì che riesca nell'arco dei diversi anni, delle diverse stagioni, a mitigare quello che è l'effetto del clima della stagione stessa. Quindi utilizzare un sistema agronomico per cui riesco a posizionare le vigne un po' in collina, un po' in fondovalle, in zone più fresche e in zone più calde, fa sì che mantenga uno standard qualitativo aziendale perfetto. Quindi bisogna avere un po' più chance, no? Da poter mettere in campo quando si ha il Sauvignon, un po' come avere più vestiti, no? Per le proprie stagioni, eccetera. Volevo fare una domanda, se mi consenti, Wayne, che ci guidi in questo podcast dei Colli Orientali, a Francesco Scaletares, no? Perché Francesco, che ha anche origini francesi, insomma, o comunque in questo senso, ma che sicuramente ha più esperienza di noi nell'aver assaggiato, no? Dei vini che arrivano dalla Francia in questo senso. Secondo te, se sai rispondere o se hai un'idea, proprio qual è l'idea che i francesi hanno del loro Sauvignon messa in comparazione a quello che abbiamo detto noi, perché per loro è il vero autoctono. Assolutamente. Una zona in particolare, la Loira, quindi siamo nel nord-ovest della Francia, appunto lungo il fiume, che è la zona di predilezione proprio per il Sauvignon Blanc. Tant'è che addirittura entrando nella Loira c'è un cartello che ti dice «Ici on produit le meilleur Sauvignon du monde», quindi qui produciamo il miglior Sauvignon del mondo, con la solita modestia che caratterizza tipicamente i francesi. Chissà se anche noi riusciremo mai ad arrivare a quell'arroganza lì di dire qui produciamo il miglior del mondo, ma insomma non è molto friulano. Io effettivamente sì, sono quello di cui si parlava prima, io sono friulano che parla francese, e quando parlo francese probabilmente ho un accento italiano o friulano, come il Sauvignon, insomma, qui da noi. Purtroppo c'è da dire che il mercato francese per quanto riguarda il Sauvignon è un pochino timido nell'assaggiare prodotti che loro ritengono siano già perfetti, appunto come vi ho detto prima, a casa loro, e che quindi quello che c'è fuori dalla Francia va bene, però sono soltanto magari fratellastri, ecco, o tentativi di imitazione o di copia. L'orgoglio francese che troviamo dappertutto, dall'inno nazionale alla cultura francese, emerge sempre, e anche nella produzione di vini. Quindi è difficile fare dei confronti con un francese su quali sono le espressioni migliori del Sauvignon. Sicuramente è indubbio che noi riusciamo a produrre anche Sauvignon che sono molto tiolici, quindi molto legati al frutto, alla frutta esotica per esempio, cosa che tendenzialmente invece nella parte della Loira sono più sulle pirazzine. Ecco, così abbiamo anche spiegato quella parolaccia che pirazzine che hai usato poco fa, Francesco. Allora, solo per essere chiaro, perché volevo chiedere, hai già più o meno fatto la risposta a questa domanda. Allora, se devi ovviamente non qualificare, allora non quale è più bello o più buono, ma se devi descrivere la differenza tra un Sauvignon Blanc francese o anche neozelandese in confronto di uno friulano, come si può descrivere queste differenze? Probabilmente che se da un lato c'è un tipo di espressione molto votata alle acidità, dall'altro è molto più votata al frutto e alla pienezza. Quindi Francia verso l'acidità, pienezza di frutto della Nuova Zelanda. Noi siamo forse un po' in mezzo. Anche perché poi ci sono delle condizioni particolari ambientali che permettono agli aromi del Sauvignon di potersi esprimere proprio a partire dall'uva. A questo proposito chiedo a Francesco Degano, qual è la posizione migliore per poter mettere un Sauvignon all'interno, in questo caso il vigneto dei Colli Orientali, ma in generale se siamo in collina? Fondovalle? Sulla punta della collina? A metà? A nord? A sud?
Anche in questo caso, se tu mi avessi fatto questa domanda una ventina d'anni fa, avrei detto sicuramente Punta di Collina. Negli ultimi anni, diciamo che quello che ci è mancato un po', che invece abbiamo avuto negli ultimi 2 anni, soprattutto nel 2021, sono le escursioni termiche. Io ho avuto la fortuna nel mio girovagare di andare a vedere quello che succede in altre zone del mondo in cui viene coltivato l'aloe vera sicuramente, ma anche la Nuova Zelanda. Soprattutto in Nuova Zelanda ci sono delle escursioni termiche molto elevate che fanno sì che il loro Sauvignon abbia determinate caratteristiche. Quindi, per rispondere alla tua domanda, attualmente lo posizionerei nelle zone più fresche, proprio perché il clone R3 che noi utilizziamo è molto poco produttivo e quindi abbiamo bisogno che la pianta sviluppi un grappolo che abbia sì un grado alcolico, diciamo, buono, accettabile, ma non mai eccessivo, un mantenimento dell'acidità e degli aromi freschi importante. Quindi direi in questo caso un fondovalle. Io avrei un'ultima domanda per Francesco. Mi capita spesso di confrontarmi, ovviamente ci capita anche con Matteo, di confrontarci con wine lovers, amatori del vino, che per qualche motivo, anche chi veramente magari non è molto esperto di vino, ha dentro di sé l'associazione Sauvignon Pipi di Gatto e basta pronunciare la parola Sauvignon perché immediatamente questi pronunciano Pipi di Gatto e la trovino nel bicchiere anche se questa non c'è. Se tu gli dici guarda che ti sto servendo il Sauvignon, loro lo annusano e ti dicono si sa di Pipi di Gatto, anche se questo non è vero. Purtroppo questo secondo me è qualcosa che stiamo perdendo, per fortuna, però che dal punto di vista commerciale, marketing, è veramente una zappa sui piedi. Nessuno ha piacere di bere un vino che sa di Pipi di Gatto. Su questo aspetto ci puoi dire qualcosa? Beh, intanto cominciamo a non chiamarla più pipì di gatto, ma bosso, ad esempio, no? Che è questo, no? Il sentore che ci richiama. Gooseberry, no? Si dice. Ok. Ed è molto legato anche a quello che è la fase enologica. Abbiamo affinato negli ultimi anni, le aziende hanno affinato sempre di più la parte enologica e l'utilizzo anche del sistema freddo di cantina. Questo ha fatto sì che i nostri vini migliorassimo di molto e che questi sentori sgradevoli, che effettivamente non esistono più in nessun Sauvignon che io sto assaggiando, bisogna semplicemente rompere il dogma, triturarlo, far sì che questo retaggio non venga più evidenziato, anche perché, come dicevi tu giustamente Francesco, non esiste più. È un qualcosa di anacronistico dal punto di vista enologico. La dolcezza e la sensualità del Sauvignon comunque è un qualcosa che ci fa pensare al femminile, al femmineo, ed è infatti la ospite che stiamo per avere nella seconda parte, una giovane produttrice in grado poi di raccontarci la sua visione del Sauvignon, vero Wayne? Assolutamente, ho trovato Marta molto interessante, ha secondo me un rapporto personale con il Sauvignon. E proprio si chiama la mia figlia quando si parla di Sauvignon. Allora, si vede una persona giovane, piena di energia, ma anche piena di entusiasmo per questo vitigno in particolare. Fantastico, andiamo a ascoltare. Voglio dare benvenuta a Marta Iacuzzi dell'azienda Iacus di Montina. Allora Marta, tu hai ovviamente un rapporto molto speciale con Sauvignon Blanc. Puoi raccontare un po' questa storia? Sì, assolutamente. Allora, io nel 2019 è stata la mia prima vendemmia e vinificazione soprattutto, in cui ho preso in mano tutte le vinificazioni. E prima ho sempre lavorato comunque in azienda, ma era solo un po' la vendemmia e vedere di alcune cose. Nel 2019 mi hanno lasciato spazio per iniziare a vinificare e a me un vino che piace particolarmente appunto è il Sauvignon e ogni anno durante la fermentazione aveva sempre qualche difficoltà. Come sappiamo il Sauvignon è una varietà un po' più complessa perché è molto più sensibile. Ogni anno aveva degli intoppi la fermentazione. Nel 2019, prendendo in mano la situazione, diciamo, è riuscito tutto perfetto. E lavorando comunque bene o male, mantenendo sempre gli stessi processi, però probabilmente il rapporto o anche magari l'amore trasmesso è stato diverso
E quindi è andato tutto a buon fine e nel 19 appunto, essendo stata la prima vinificazione, poi abbiamo provato a spedire il vino al concorso mondiale del Sauvignon e ho preso la medaglia d'argento, quindi una soddisfazione ancora di più. Quindi adesso sono 3 anni che seguo le vinificazioni e ho grosse soddisfazioni su Allora, mi questo stai vitigno. dicendo che prima del 2019 Sì, il Sauvignon è sempre stato un po' difficile. sì. In che senso è stato difficile? Perché quando era quasi alla fine della fermentazione magari tentava, si bloccava diciamo e quindi dovevi un po' stargli dietro, mentre nel 19 è andato tutto bello liscio, senza nessun E problema. l'unica cosa che è cambiato sei stato tu. Esatto. Ok. Allora è una roba abbastanza spirituale tra te e Assolutamente. Sauvignon. Solo che siamo molto collegati, diciamo. Ma tu sei sempre stato proprio collegato, innamorato con Sauvignon Blanc? Sì, è stata, non so, è sempre stata una varietà che mi ha affascinato, ma sia dalla campagna che poi in cantina. Non so se per l'aromaticità o cosa, è sempre stato un vitigno che mi ha affascinato. Sì, Ok. è C'è stato sempre qualcosa per te. esatto, è sempre stata Ok. qualcosa di particolare. Quelle cose che non sai neanche ben spiegare alla fine. C'era un momento quando hai capito che c'era questo rapporto speciale tra te e Sauvignon Blanc e non lo so, anche prima di quella prima vendemmia? Boh, diciamo un 2019? po' sì. Ho sempre un po' cercato di capire come funzionasse tutto, però sì, essendo stata un po' magari prima fuori, non sempre direttamente in azienda, era un po' più difficile. Poi dal 19 avendo messo le mani in pasta, come si suol dire, è stato magari un po' più facile. Ma se dovevi descrivere Sauvignon Blanc come una persona, come si può descrivere Eh, Sauvignon Blanc? una persona secondo me è un po', come si può dire, ehm, che va capita bisogna un po' andare a cercare i suoi dettagli, perché ha molte sfaccettature, in base poi appunto, anche alla fermentazione o alle varie vinificazioni cambia completamente. Quindi è veramente andare a cercare le varie sfumature. È una persona un po' molto complessa e secondo me da scoprire. Ok, allora stai dicendo che non è qualcuno che si può conoscere facilmente. Esatto, secondo me no, è molto più complesso, perché in base anche a come lo tratti cambia e quindi è molto sì. E cos'è stato il tuo approccio di conoscere meglio questo Un po' vitigno? l'amore, trasmettendogli quello soprattutto, perché secondo me se ti piace un qualcosa lo fai molto più volenterosamente e, ci metti secondo me più passione, quindi magari anche quello aiuta. Se non ti piace un vitigno magari lo trascuri un po' di più e secondo me, va a influire molto. Ma anche in cantina dice che Sì. in campagna In allora campagna in campagna bene o male c'è sempre stato lo stesso lavoro, perché non abbiamo cambiato cose, però in cantina dove magari è la parte si può sia migliorare che anche, peggiorare il vino in cantina, è lì che si fa tutto, cioè tutto. Una parte se si può anche rovinare assolutamente, quindi sì. c'è qualcosa che devi fare in campagna più, non so, per trattarlo in un modo diverso, per avere dei risultati più... Beh, allora purtroppo avendo una piccola realtà e non avendo molti ettari, sarebbe molto interessante se avessimo la possibilità di fare più vendemmie, perché andrebbe a esprimersi molto meglio, quindi magari una un po' più cruda, una maturazione diciamo perfetta e una un po' più, sovramaturata. Questo per noi è un po' più difficile perché avendo veramente piccole quantità diventerebbe un lavoro davvero complesso e quindi vendemmiamo tutto insieme, quindi una cosa che potrebbe essere sarebbe quella. Ah, allora stai dicendo che se potevi fare, Boh, volevi fare una vendemmia un po' più Sì, avanti? è una un po' più indietro, sì. Perché? Perché questo ti porta degli aromi un po' diversi, un po' meno matura ti porta degli aromi vegetali, mentre più matura hai queste espressioni della frutta tropicale, Ok. che un po' vengono anche espressi dai lieviti che poi utilizzerai. Infatti, dal 19 ho iniziato un po' a lavorare anche sui diversi lieviti, quindi dalla massa iniziale poi le divido e faccio delle diverse fermentazioni con diversi lieviti e anche quello ti dà una complessità. Poi abbiamo la fortuna che in campagna abbiamo sia delle vigne, relativamente giovani, hanno una decina di anni, ma anche viti che hanno quasi 60 anni e quello ti dà un vantaggio e in più c'è anche una selezione massale fatta che ci ha dato Carlo Petrussi, che è una persona estremamente speciale e ha una cultura secondo me impressionante e anche questa selezione massale
è una cosa veramente spettacolare perché è un Sauvignon completamente diverso da quelli che trovi normalmente. Diventa più facile quando la pianta diventa più vecchia o diventa più Allora, la difficile? pianta quando è più vecchia, secondo me ormai, soprattutto noi abbiamo tutto allevato a guio semplice, quindi non sono piante stressate, sono piante che hanno, diciamo, sempre lavorato in relax e quindi hanno un'espressione, si sono poi adattate, sono lì da una vita alla fin fine, quindi stanno bene lì, sono un po' più, diciamo, regolate. Quindi le piante giovani invece a volte, magari anche soprattutto dal terreno, che magari in alcune zone è un po' più iaioso rispetto alle altre, che è tendenzialmente tutto argilloso, hai un po' più di lavorano meglio insomma. Parliamo un po' di questi esperimenti con i lieviti Okay. diversi. Sì, Sì, esatto. Dammi allora un po' un'idea dei risultati diversi che hai trovato. allora tendenzialmente, il lievito che si usa normalmente per il Sauvignon è l'X5, è il lievito che tendenzialmente quasi tutti usano. Adesso, ce ne sono veramente un'infinità. Io, un po' parlando con altri colleghi ho cercato di capire cosa potrebbe essere, ne ho trovato un altro, che ti dà l'espressione tiolica, quindi quella un po' più profumata, e ho fatto nella 2020, sì, nel primo esperimento, però avevo poca massa e quindi ha fermentato la maggior parte con l'X5, solo una piccolissima parte con questo nuovo lievito, mentre l'anno scorso ho fatto metà e metà e difatti il 21 secondo me è stata un po', la 20 non mi aveva soddisfatto, ma perché è stata un'annata, come sappiamo, molto particolare dall'inizio alla fine e quindi sì, non aveva dato secondo me il massimo dell'espressione, mentre la 21 è stata veramente una bella annata e appunto anche aver fatto con due lieviti, stessa massa di partenza, sono arrivate a fine fermentazione con parametri diversi, non troppo, però noti delle differenze, quindi sì, poi le abbiamo unite ovviamente, però avere il mix poi aiuta un sacco, perché hai questa complessità maggiore sia dalla parte olfattiva che gustativa poi alla fin fine. Ma è una particolarità di Sauvignon che ha questa reazione, ha un'identità molto particolare basato sul tipo di lievito Sì, o perché quasi poi tutti i lievitini fanno la boh, stessa cosa? no, perché anche i lieviti vengono selezionati in base alle caratteristiche che poi vuoi sviluppare, quindi cioè se tu usi per esempio su un lievito per il Sauvignon, perché vanno un po' per varietà, soprattutto quelle internazionali, quindi che puoi usare un po' Okay. dappertutto, sono selezionate per, esprimere determinate caratteristiche e quindi però ognuna ha delle caratteristiche un po' diverse, e quindi ogni lievito ti aiuta a esprimere magari caratteristiche o più magari l'erbaceo, quindi la parte vegetale insomma, o la parte appunto fruttata e quindi avere poi il mix aiuta. Del Sauvignon cosa ti preferisci di più? Quel lato più verde o quel lato più tropicale? A me piace diciamo un mix, quindi, però tendente più alla frutta tropicale, cioè che è bello sentire la parte vegetale, ma non troppo, perché a volte può essere fastidiosa e non sempre è gradevole, soprattutto appunto per il gusto magari, sì, il profumo soprattutto. Raccontami un momento perfetto Mh-mh. per bere un bicchiere di Sauvignon Blanc. Ah. Per me, allora, dietro casa c'è una collina, dove vado a vedere i tramonti e secondo me a vedere il tramonto e bersi un bel bicchiere di Sauvignon sarebbe il posto e il luogo sì, veramente il luogo migliore. Sì, in primavera, estate perché è tutto bello che comunque sotto ci son tutte le viti, quindi è bellissimo in primavera, estate quando è tutto verde e hai tutta la natura bella rigogliosa. E di quelli che dicono che Sauvignon è un vino per le donne, Non cosa è no pensi? Cosa pensi tu? No, non è vero. No. Secondo me no, perché dicono solo perché è aromatico, ma secondo me è un vino abbastanza complesso che poi tante volte non è detto che tutti lo capiscono, quindi può essere che a una donna per esempio non piace, ma a un maschio possa piacere tantissimo, quindi non è assolutamente vero. Come i vini dolci che vengono sempre detti: "No, è un vino da donna". No, no assolutamente. Sauvignon nel futuro per te cambierà qualcosa? Hai qualche sogno nel cassetto quando si parla di Sauvignon? Allora, magari visto non lo so, secondo me no, perché cioè dal mio punto di vista, per adesso va tutto bene, semplicemente è un vitigno appunto da fare un po' più conoscere magari conoscere,
siamo un po' categorizzati qua in Friuli e quindi magari perché sempre no, sono troppo profumati, però a volte non è vero, o comunque vengono categorizzati, no, sa di bosso, per non dire pipi di gatto, che è davvero brutto secondo me come aggettivo, e quindi un po' far capire alla gente che non è che sono tutti uguali, un po' far capire un po' meglio il prodotto, insomma. Ok. Io ho sempre detto che ci sono 3 posti nel mondo dove il Sauvignon si esprime migliore nel Ok. mondo, ok? Che ha trovato il suo territorio. Mhm. Ovviamente si comincia in Francia. Per me, Sancerre, quella zona lì, è proprio l'espressione. Forse si può aggiungere anche Bordeaux, però quando penso di Bordeaux penso di un altro tipo di vino. Assolutamente. Però per me Sancerre è uno. L'altro ovviamente Nuova Zelanda. Assolutamente. E la terza? Il Friuli. Friuli, esatto. Assolutamente, sì. Perché? Ma Perché secondo te Friuli è proprio un'altra terra di Sauvignon? Perché secondo me comunque ha il clima anche, perché il Sauvignon comunque è una varietà che ha bisogno di escursione termica. Quindi noi durante l'ultimo periodo, quindi sei quasi a maturazione, quasi a vendemmia, hai queste escursioni che ti aiutano un sacco a esprimere ancora meglio la parte aromatica e quindi ti aiuta un sacco. Secondo me poi abbiamo un territorio spettacolare, quindi la vicinanza anche col mare, quindi hai l'influenza, cosa che appunto hanno anche in Nuova Zelanda e le montagne vicino, quindi hai veramente il mix perfetto.